Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Manda Signore il tuo Spirito, che troviamo al numero 142. Manda Signore il tuo Spirito, che rinnovi la faccia della terra, che la Chiesa ritrovi giovinezza, che diffonda nel mondo l'amore. Dona alla tua Chiesa pace ed unità, rendi la tua sposa senza falsità. Manda Signore il tuo Spirito, che rinnovi la faccia della terra, che la Chiesa ritrovi giovinezza, che diffonda nel mondo Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempi di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E iniziamo questa giornata mettendoci sotto lo sguardo del Signore e lasciandoci illuminare dalla sua parola. Chiediamo sinceramente sempre perdono di tutte le nostre infedeltà. Si poteva fare di più, si poteva fare meglio, non l'abbiamo fatto. Ci affidiamo alla bontà del Signore, chiedendo veramente perdono e che Lui, la sua bontà, ci faccia crescere. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guida le nostre azioni secondo la tua volontà, perché nel nome del tuo diletto Figlio portiamo frutti generosi di opere buone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni vennero tutte le tribù di Israele da Davide a Ebron e gli dissero: Ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: tu pascerai il mio popolo Israele, tu sarai capo di Israele. Vennero dunque tutti gli anziani di Israele dal re a Ebron. Il re Davide concluse con loro un'alleanza a Ebron davanti al Signore, ed essi unsero Davide re di Israele. Davide aveva 30 anni quando fu fatto re e regnò 40 anni. A Ebron regnò su Giuda 7 anni e 6 mesi e a Gerusalemme regnò 33 anni su tutto Israele e su Giuda.
Il re e i suoi uomini andarono a Gerusalemme contro i Gebusei che abitavano in quella regione. Costoro dissero a Davide: «Tu qui non entrerai, i ciechi e gli zoppi ti respingeranno», per dire: «Davide non potrà entrare qui». Ma Davide espugnò la rocca di Sion, cioè la città di Davide. Davide andava sempre più crescendo in potenza e il Signore, Dio degli eserciti, era con lui. Parola di Dio. La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui. Un tempo parlasti in visione ai tuoi fedeli, dicendo: «Ho portato aiuto a un prode, ho esaltato un eletto tra il mio popolo». Ho trovato Davide, mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato. La mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua fronte. Farò estendere sul mare la sua mano e sui fiumi la sua destra. Il Salvatore nostro, Cristo Gesù, ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano: «Costui è posseduto da Belzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni». Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: «Come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. In verità io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno, ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna, poiché dicevano: è posseduto da uno spirito impuro. Parola del Signore. Come sempre ci mettiamo in ascolto di questa parola, a chiederci un attimo, ecco, che cosa il Signore ha voluto regalarci
attraverso questa sua parola. Ecco, io sono stato veramente colpito dalle ultime parole della prima lettura, dove si dice che Davide ha avuto successo, ha avuto fortuna, perché era con lui il Signore. E questo è illuminante per noi. Davide andava sempre più crescendo in potenza, in accoglienza, vinceva, riusciva a trionfare, riusciva a fare sempre cose belle, perché il Signore, il Dio degli eserciti, era con lui. Guardate, sembra un'espressione buttata lì, ma quando c'è il Signore con noi diventiamo forti, noi riusciamo a vincere le nostre battaglie, non ci sono difficoltà. E se il Signore è con noi, allora anche la nostra vita diventa un'avventura, una storia da condividere con il Signore, che ci rende forti, capaci di affrontare le difficoltà della vita, eccetera. Ecco, stare con il Signore. Mi sembra che il messaggio che possiamo cogliere da questo ascolto così immediato, semplice, è questo invito che rivolge a ciascuno di noi il Signore dicendo: ma stai con me, stai con me. Stamattina alle lodi noi frati, tutta la Chiesa, si è pregato con queste parole: per me un giorno nei tuoi atri è più che 1000 altrove. Per me un giorno nei tuoi atri, stare con te, fare questo pieno di te, è più che 1000 altrove. Ti dà una carica incredibile. C'è un nuovo modo di vivere la giornata con la consapevolezza che c'è il Signore. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi. Stare con il Signore, permettere al Signore di stare con noi. Ecco, la pagina del Vangelo invece è una pagina triste, di rifiuto, di accoglienza del Signore nella vita di questi personaggi che volevano capire tutto, volevano avere tutto sotto controllo e non si rendevano conto che invece attraverso Gesù era giunta questa salvezza, questa liberazione. Non avevano colto questa novità, questa freschezza, erano chiusi nei loro ragionamenti e allora hanno rifiutato il Signore dicendo che il Signore è un ciarlatano, che è un fintone, che lui scaccia i demoni, ma non perché ci ama, ma perché vuole dominarci, vuole lui essere il capo, ecco, di questa cattiveria. È una pagina che genera tristezza, perché Gesù, ecco, è stato rifiutato. Ma noi oggi, questa mattina, vogliamo veramente cogliere questo messaggio bello, confortante, che il segreto del successo di Davide risiedeva in questa certezza che il Signore era con lui. E il Signore l'ha affermato chiaramente: la mia mano, il suo sostegno, il mio braccio, la sua forza. Allora vogliamo che la mano del Signore diventi il nostro sostegno, il braccio del Signore diventi la nostra forza.
Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle sue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli i nostri doni, Padre misericordioso, e consacrali con la potenza del tuo Spirito, perché diventino per noi sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito In alto i nostri cuori, sono rivolti al Signore. rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte, proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione
di Pietro, Bianca, Noemi, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il segreto dei santi, anche leggendo la vita di San Leopoldo, Leopoldo era sempre con il Signore, era assorto in Dio, sempre, sempre. C'è questa caratteristica nella vita di San Leopoldo, era sempre con Lui, agiva con Lui. Ecco perché la gente vedeva Dio in quel fraticello piccolo, ecco perché faceva le cose belle San Leopoldo, perché trasmetteva Dio, c'era la destra della mano potente di Dio, c'era l'amore del Signore che si rivelava attraverso di Lui, essere con Lui. Ecco, il Signore ci dice: stai con me e io ti farò diventare grande. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, togli i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla promessa, ma di soltanto una parola, e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti
per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Il Signore è la mia forza, al numero 205. Preghiamo. O Dio, che in questi santi misteri ci hai nutriti con il corpo e il sangue del tuo Figlio, fa che ci rallegriamo sempre dei tuoi doni, sorgenti inesauribili di vita nuova, per Cristo nostro Signore. O Dio Padre Onnipotente, tu hai arricchito San Leopoldo con l'abbondanza della tua grazia. Per la sua intercessione concedi a noi, alle nostre famiglie, ai nostri cari anziani e malati, di vivere nell'abbandono alla tua volontà, nella speranza delle tue promesse, nell'amore della tua presenza. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Dio sia sempre con voi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Vergine Santa,